abbiamo potenziato il più possibile la connettività, perché abbiamo fatto un piano di emergenza qualora si dovesse tornare anche solo per una classe o per 2 classi, auspicabilmente mai, ma alla didattica a distanza, affrontando sia programmando sia la situazione appunto di 1 o 2 classi che devono essere in quarantena per 15 giorni e pertanto devono avere la continuità didattica, sia di eventuali ragazzi singoli nelle classi che per ragioni sanitarie devono stare in quarantena, magari i genitori, la famiglia è in quarantena, devono stare anche loro, o per particolari fragilità loro, immunodepressione, cose, è prudente che non siano a scuola o non siano a scuola per tutte le ore del giorno e pertanto per poterli accompagnare con la didattica a distanza. Per cui il primo potenziamento sugli strumenti per la connettività, che tutti i ragazzi abbiano la possibilità di collegarsi con una banda sufficiente, eccetera. E poi, certo, edilizia e trasporto scolastico, altre 2 questioni molto rilevanti. D'accordo con il direttore, la questione dei banchi per noi non era un problema, non ne abbiamo chiesto neanche uno, perché i banchi singoli li abbiamo da anni. E il problema invece è l'edilizia, cioè noi abbiamo delle scuole che sono state costruite diciamo anni 70, inizi anni 70, lo standard normale per quell'epoca della dimensione di un'aula era 40 metri quadri. In 40 metri quadri più di 20 alunni in sicurezza non si possono far entrare. Per cui reperimento di aule aggiuntive presso la parrocchia, presso vecchie scuole dismesse, poi magari mi riservo di fare una riflessione più articolata sulla provocazione del direttore. Però insomma ci siamo riusciti con molta fatica, stiamo incrociando le dita perché le cose, sì, cioè le sorprese sono ogni minuto, però la priorità dichiarata della necessità di aprire le scuole, di aprirle assumendoci una quota di rischio inevitabile, la più bassa possibile, ma anche consapevoli che dobbiamo farlo nella maniera più seria ma anche convinta possibile. Lo abbiamo assunto fin dall'inizio. Questa primavera a distanza ci ha insegnato molte cose, ma ci ha insegnato più di tutto una cosa, credo l'abbia trasmessa anche con forza a tutti i genitori e anche, diciamo, una consapevolezza di tutti che senza scuola un paese è morto. Senza una scuola che funziona, certo, veramente siamo in grandi difficoltà tutti, non solo le famiglie, ma veramente tutti.